La Commissione internazionale per il volo libero ha assegnato con voto unanime all'Italia il compito di organizzare il 22esimo campionato mondiale di deltaplano che, sotto l'egida dell'Aeroclub d'Italia e la regia di Team Volo Libero Carnia e Aeroclub Lega Piloti, andrà in scena nel 2019 nei cieli del Friuli Venezia Giulia. Un progetto innovativo e articolato che per la prima volta include, nell'area di gara, territori estremamente variegati estesi su 3 nazioni, Italia, Slovenia e Austria, con base operativa in Friuli Venezia Giulia, zona conosciuta ed apprezzata a livello internazionale dagli appassionati di questa disciplina che nell'arco di pochi chilometri hanno la possibilità di volare dalle Alpi alla pianura, dal mare alle Dolomiti. Il centro operativo sarà collocato a Tolmezzo, mentre i siti di volo sono dislocati sull'intera regione, i principali Crostis, Cercivento, Quarnan e Bordano, Meduno e Travesio. Molto soddisfatto Giuseppe Leoni, presidente dell'Aeroclub d'Italia, la Federazione Italiana degli Sport Aeronautici, intervenuto a Losanna per rafforzare la candidatura del nostro paese. È una grande vittoria per il mondo del deltaplano, ha dichiarato Leoni, ma anche in generale per tutto lo sport italiano che attraverso questa spettacolare disciplina ha sempre visto gli atleti azzurri sulla vetta del mondo, un risultato importante che avvicina sempre di più l'ingresso della specialità del deltaplano nelle future competizioni olimpiche. Da parte loro, Suan Selenati e Bernardo Gasparini, responsabili assieme a Barbara Sonzogni del comitato organizzatore, hanno espresso la propria contentezza che la FAI abbia voluto premiare la particolarità della candidatura del Friuli Venezia Giulia. Saranno circa 150 i piloti e 50 gli accompagnatori provenienti da tutto il mondo che per 3 settimane nel 2019 e per 2 settimane nel 2018 in occasione dei premondiali saranno ospitati in Friuli Venezia Giulia. I piloti si contenderanno il titolo compiendo voli della lunghezza di 100-180 km, sorvolando i cieli alpini dalle 4 alle 7 ore ogni giorno, potendo apprezzare dall'alto la completezza del territorio friulano nel pieno del periodo estivo, tra luglio e agosto. L'obiettivo degli organizzatori è quello di dar vita a un progetto capace di produrre ricadute economiche e occupazionali sul lungo periodo e di coinvolgere l'intero territorio, che avrà modo di mettere in luce le peculiarità naturalistiche, culturali ed enogastronomiche della regione Friuli Venezia Giulia, queste ultime già apprezzate dai delegati delle 32 nazioni presenti alla sessione plenaria di Losanna in occasione del Rinfresco allestito in collaborazione con la Cantina di Rauscedo, Trosoni di Spilimbergo e Wolf di Saudis, che hanno offerto il meglio dei prodotti tipici friulani.